Bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria, siamo qui da questa mattina e saremo qui comunque fino a questa sera per raccontarvi cosa succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo adesso un collegamento telefonico stavolta perché insomma stiamo riscaldando troppo Skype, dobbiamo tenerlo per l'assessore regionale Federico Caner che sarà con noi fra poco. Abbiamo in collegamento telefonico la nostra collega Chiara Gaiani con la quale facciamo il punto da Padova perché a vedere i dati, a vedere quello che ormai si può definire un cluster di Merlara dove la situazione è davvero drammatica, Padova è un po' un punto caldo dell'emergenza coronavirus in Veneto. Sì, buongiorno ai telespettatori, buongiorno anche a te Ferdinando. La situazione di Merlara è sicuramente quella più preoccupante in tutta la provincia di Padova. Abbiamo sentito anche oggi il sindaco Claudia Corradin, che peraltro ricordiamo è anche lei positiva al virus. Purtroppo nella notte un altro anziano è deceduto e il bollettino sale veramente di giorno in giorno e il problema ci raccontava dai ritorni dei medici di base che operano all'interno della struttura è che pare appunto che le persone che sono rimaste all'interno, circa una cinquantina, abbiano capito che cosa sta succedendo e fanno fatica a mangiare, hanno perso la voglia di vivere ed è una situazione davvero molto triste questa. Anche perché ci ha raccontato e ci ha spiegato il sindaco, la casa di riposo di Merlara non era una casa di riposo aperta solo a persone non più autosufficienti. Ci sono state alcune storie anche molto belle che lei ha scritto, tra cui quella di un'anziana che ogni domenica ancora era in grado di mangiare le paste, di bere il tè con le 3 figlie che la andavano a trovare. Quindi questa è veramente una situazione che resta molto grave. Preoccupazione c'è in tutte le case di riposo però della provincia. Abbiamo sentito il presidente di una delle associazioni che le rappresenta, l'UNEBA, e ci diceva che per fortuna situazioni come quella di Merlara con questa gravità non ce ne sono, ma la preoccupazione resta altissima sia per gli anziani che sono ospiti all'interno delle case di riposo sia per il personale. E infatti al primo punto tra la lista delle emergenze che ci ha raccontato resta quello dei dispositivi. Se le mascherine chirurgiche stanno arrivando, le FP2, le FP3 si faticano a trovare, se si trovano a prezzi altissimi e questo è un grosso problema, come quello degli operatori all'interno delle case di riposo. In questo momento sembra quasi ci sia una sorta di lotta di gara tra pubblico che ha bisogno di infermieri, ha bisogno di operatori e strutture come queste, spesso strutture private che anch'esse hanno altrettanto bisogno, tanto che dall'UNEBA, l'associazione che rappresenta Francesco Facci, è partita una lettera per chiedere un incontro e un confronto con il presidente della Regione Zaia e anche con l'assessore alla salute Emanuela Lanzarin. Da un punto di vista dei contagi, Padova resta la provincia del Veneto che ha il numero in assoluto più alto. Il bollettino diffuso questa mattina da Azienda Zero dava un più 93. La notizia positiva è che non ci sono stati altri contagi in queste ore nel cluster di Vo, sono più di 3.000 anche le persone in isolamento domiciliare. Migliora la situazione nelle terapie intensive dove si è rallentato l'ingresso all'interno di queste strutture. Ci sono altre misure che sono in atto a Macchia di Leopardo ma ormai in tutta la provincia, comprese quella della sanificazione delle strade, anche Padova li sta sanificando man mano, in particolar modo la zona attorno all'azienda ospedaliera e continuano anche in tutta la provincia le distribuzioni dei dispositivi che vengono consegnati dalla regione. Chiara, Lo stesso. ti interrompo per farti una domanda perché è una cosa che i nostri telespettatori ci chiedono veramente in modo forte, stanno arrivando da tutte le province richieste in questo senso. Ci puoi spiegare in provincia di Padova come prosegue la distribuzione delle mascherine? Perché sono tantissimi spaventati, tantissimi che dicono da noi non è ancora arrivata, non li ho ancora visti. Possiamo tranquillizzare le persone e spiegare loro come sta proseguendo la distribuzione in provincia di Padova?
Allora, per quanto riguarda la città di Padova, la distribuzione avviene in farmacie, parafarmacie e supermercati. È notizia di circa un'ora fa che sono stati anche ampliati i punti in cui sono a disposizione. Ci sono altri 15 punti tra parafarmacie e supermercati distribuiti a macchia di leopardo in tutta la città. E questo elenco, peraltro, insomma, potrei anche dirvelo, ma risulterebbe lungo, si trova anche all'interno di Padovanetta, che è il sito del comune di Padova. Per quanto riguarda invece i comuni della provincia, sono state adottate delle distribuzioni diversificate, diverse. Vi posso dire, cittadina di Campodarsego come sono, che la protezione civile le ha consegnate casa per casa, lasciandole nelle buche delle lettere. Per esempio questo è avvenuto a Campodarsego e questo mi risulta stia avvenendo in tutti i comuni. Diciamo che Padova ha scelto, anche per il numero di persone che ci sono, la distribuzione in parafarmacie e supermercati. I comuni della provincia si stanno organizzando e stanno andando avanti man mano con la distribuzione sul territorio casa per casa attraverso la protezione civile, che veramente sta lavorando in maniera ininterrotta. Molto e questo bene. più o meno, diciamo, in tutta la provincia. Molto bene Chiara. Allora noi ti ringraziamo di queste informazioni, naturalmente le vedremo poi nei servizi che la redazione di Padova produrrà. Avete sentito, grazie Chiara, ci sentiamo, se ci sono novità sentiamoci immediatamente dalla provincia di Padova. Avete sentito quindi, prima abbiamo visto il sindaco di Gaglio Emanuele Munari che ci ha confermato che anche sull'altopiano le mascherine sono in distribuzione. Abbiamo visto questa mattina il servizio della redazione di Vicenza che ci ha fatto vedere anche a Noventa Vicentina, quindi dal più piccolo al più grande tutti i comuni stanno distribuendo le mascherine. Se nel vostro non sono ancora arrivate, un po' di pazienza, vedrete che arriveranno ovunque. Per informazioni comunque tutti o quasi tutti i comuni si stanno attivando anche sul web e coi social per fornire le informazioni ai cittadini. I nostri social funzionano a pieno ritmo, abbiamo il Facebook di Rete Veneta dove pubblichiamo foto, video, interviste, schede, informazioni su quello che sta succedendo con il coronavirus in Veneto. Stiamo trasmettendo anche questa diretta in edizione straordinaria nello streaming e abbiamo anche il canale Telegram. Basta cercare Rete Veneta in Telegram e troverete un canale nel quale pubblichiamo continuamente tutte le informazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto. Ci sono le tabelle, le schede, c'è tutto quello che serve sapere per il momento per affrontare al meglio questa emergenza. Io rimarrei a Padova, chiederei alla regia di farci vedere un importante servizio che è quello della Fondazione Città della Speranza, che ha investito 500.000 euro per un importante studio scientifico proprio sul coronavirus. È €500.000 per uno studio che verrà condotto, guidato dal virologo Andrea Crisanti, che abbiamo sentito molte volte durante le nostre trasmissioni, le nostre interviste, che quindi è garanzia di altissimo livello per questa proposta. Ecco il servizio. La Fondazione Città della Speranza scende in campo contro il coronavirus, schierando l'Istituto di Ricerca Pediatrica per uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerendo nuovi approcci terapeutici e favorendo lo sviluppo di un vaccino. Il progetto, per il quale la Fondazione ha concesso un finanziamento di 500.000 euro, si pone l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria al coronavirus nella popolazione veneta, per capire quali siano le difese immunitarie efficaci contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pazienti. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, e dalla dottoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Grazie alla Fondazione Città della Speranza parte questo progetto che ha lo scopo di andare a studiare la risposta immunitaria nei pazienti Covid-19. È un progetto importante perché ci aiuterà a capire perché alcuni pazienti sono asintomatici mentre altri sviluppano una patologia molto grave.
Si tratta quindi di una ricerca fondamentale per creare le condizioni per lo sviluppo di vaccini e per comprendere al contempo maggiori informazioni sull'infezione. E aiuterà anche nello sviluppo di un eventuale vaccino, perché se non sappiamo come funziona il nostro sistema immunitario è difficile anche poi progettare delle terapie specifiche. Quindi siamo davvero molto contenti di questa collaborazione con l'Università di Padova e con il professor Crisanti, e adesso cominciamo a lavorare. Città della Speranza è un sinonimo, insomma, di altissimo livello, tutto quello che fanno è sempre molto importante. Questo particolarmente in un periodo molto, molto difficile per tutti, uno studio che potrà portare, si spera, alle basi per la creazione di un vaccino per il coronavirus. Adesso noi volevamo intervistarlo telefonicamente, ma non siamo riusciti perché i sindaci in questo momento sono tutti impegnatissimi, e visto che parliamo di mascherine, vediamo il contributo che ci ha mandato il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, che coi social è sempre molto attivo. Chiedo alla regia di mandarlo. Buongiorno a tutti, siamo qui in Municipio Romano, questa è la sala consiglio che è diventata anche il nostro centro operativo per lo smistamento e la consegna di mascherine e tutti i generi di prima necessità. Abbiamo con noi la Protezione Civile, l'assessore Rossetto, il vice sindaco Lorenzo Zen, e siamo di fatto la squadra che in questi giorni sta gestendo un po' tutta la sistemazione e le consegne. Sono giorni difficili perché comunque le cose da fare sono moltissime e soprattutto ci dobbiamo prendere cura di tutti perché nessuno va lasciato indietro. E proprio per questo che abbiamo attivato comunque dei servizi di consegna a domicilio dei generi di prima necessità che in questi giorni hanno visto molte richieste e soprattutto la vicinanza a queste famiglie. Per cui noi continuiamo così, ci siamo sempre e speriamo di arrivare quanto prima alla fine di questa emergenza. Allora, sindaco Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzelino, l'avete visto, ha trasformato la sala consiliare in un centro di smistamento mascherine. Come ha fatto lui, immaginiamo che abbiano fatto moltissimi sindaci di tutto il Veneto. Allora adesso, finché noi ci mettiamo in contatto con l'assessore regionale Federico Caner per una video intervista, chiedo alla regia di farci vedere lo spot che abbiamo preparato per Helios Onlus, che è un'associazione di imprenditori del territorio bassanese che sta raccogliendo fondi per acquistare macchinari e apparecchiature da poi donare agli ospedali della Pedemontana, che in questo momento di stress per la sanità veneta sono donazioni molto molto importanti. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Avete visto, questo era l'IBAN di Helios Onlus, naturalmente trovate tutto anche sui nostri social per poter donare in questo momento di difficoltà per molte famiglie del Veneto. Abbiamo in collegamento Skype l'assessore al turismo della regione Federico Caner, ma ce l'abbiamo, sì. Io lo vedo sul nostro monitor, delle volte ce l'abbiamo, lo perdiamo, credo che insomma il segnale ora sia stabile. Assessore, buongiorno e grazie per aver accettato insomma l'intervista, per aver accettato di essere con noi. Mi sente?
Sì, la sento. Bene, bene, bene. Allora, Assessore, stiamo sentendo gli assessori del Veneto e ognuno ha le sue grosse gatte da pelare, mi si perdoni la leggerezza in un momento comunque difficile per tutti quanti, però sappiamo che il turismo in una regione che è la più importante d'Italia per il turismo, insomma, rappresenta un grosso problema ora e in futuro. Ma assolutamente sì, non posso negare, mi sentite bene, vero? Sì, la sentiamo bene, la sentiamo bene. Bene, ecco. Non posso negare che siamo fortemente preoccupati della situazione, ovviamente sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. Questo vale per tutte le nostre aziende venete, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, ma vale anche purtroppo e anzi forse ancora in maggior misura per il turismo che ricordo fa 18 miliardi di fatturato in questa regione con oltre 72 milioni di presenze annue. È ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo, con un turismo che per il 70% è un turismo di tipo straniero, è ovvio che la cosa ci sta allarmando. Noi però ci siamo attivati fin da subito facendo dei tavoli tematici in regione, discutendo con tutte le categorie o con gran parte di esse e con le OGD, le DMO sul territorio, che sono le organizzazioni di gestione della destinazione, quindi sono coloro i quali sul territorio, se mi consente il termine, anche per chi magari capisce meno di questi argomenti perché non è informato, sono un po' quelle organizzazioni che sono andate a sostituire il ruolo che avevano le province prima e quindi mettono insieme la parte privata, quindi delle associazioni di categorie, con la parte pubblica, ossia i comuni, i consorzi di promozione turistica sul territorio, che insieme collaborano per fare un piano turistico localizzato, no? Ecco, noi li abbiamo sentiti tutti e abbiamo fatto presente loro che stiamo portando avanti 2 tavoli separati. Uno che riguarda l'emergenza, quindi l'aiuto alle imprese turistiche che sono in difficoltà, perché guardi, tanti mi chiamano che sono disperati, cioè alberghi che hanno chiuso, l'extra alberghiero che ha chiuso, le locazioni turistiche stesse che non affittano più gli appartamenti, ma non solo, potrei andare avanti nell'elenco, le guide turistiche, i taxi, gli NCC, cioè voi capite che nel mondo del turismo gravita attorno a questa ricettività che non è soltanto il posto letto di chi va a dormire in un albergo, ma gravita tutto un settore che è fondamentale. La stessa ristorazione in buona parte vive anche di turismo e non soltanto di locali che vanno a mangiare al ristorante alla sera, no? Capisci? Quindi noi abbiamo messo in piedi 2 tavoli, uno per l'emergenza immediata, per andare incontro a queste persone che hanno problemi anche di liquidità, e l'altro sul quale stiamo già lavorando, che è il tavolo della promozione turistica. Io sono convinto che prima o poi, come tutti, questa storia finirà e quando finirà noi dobbiamo essere pronti. E quindi impieghiamo questo tempo non per pesar peri, come si suol dire, ma per capire quali sono le iniziative che dovremo applicare nel momento in cui il turismo ripartirà e quindi dovremo andare ad aggredire quei mercati, tenendo presente che non sarà più lo stesso turismo di prima, cioè non ci si muoverà più come prima, cambiano i paradigmi, cambiano i modelli sociali, cambieranno anche forse il modo di far vacanza. Se prima avevamo lo short break, cioè le vacanze brevi nel weekend, magari questo modello può essere che cambierà anche la richiesta del turista di avere maggiore sicurezza, quindi penso per esempio a tutto quello che abbiamo messo in piedi noi in passato, di avere per esempio la costa più lunga e più inclusiva d'Italia, dove puntiamo molto sull'aspetto sanitario e sociale. Ecco, potrebbe essere una cosa che diventerà utile in futuro, perché mi immagino che il turista tedesco in particolare, che ricordiamo che fa quasi il 50% dei turisti che arrivano qua sono di madrelingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera, magari verranno anche con questa idea, cioè col fatto di andare in un posto sicuro. E penso che l'Italia e il Veneto, che ha sperimentato questo, che ha investito molto nei propri ospedali, possano domani essere anche, chi lo sa, un punto di attrazione
particolare per il turista. Certo, Assessore, ma visto che parliamo di punti di attrazione, parliamo naturalmente anche di competitor internazionali, perché non appena si è sparsa la voce a livello europeo, mondiale, che l'Italia era in difficoltà con il coronavirus e magari altre nazioni non lo erano ancora, c'è stata subito la caccia al leone ferito. Ci ricordiamo scene di qualsiasi genere, addirittura una località austriaca ha evitato di diffondere, avrà visto anche lei la notizia della presenza del coronavirus, per non rovinare la fase finale della stagione. Se ne sono andati tutti portando il coronavirus in giro per l'Europa, quindi una situazione destabilizzante nel quale dovremo fare i conti con competitor molto agguerriti. Assolutamente sì, avremo competitor molto agguerriti. Devo dire anche che molti stati si sono anche comportati male nei nostri confronti appena è successa questa cosa in Italia, perché sembrava che fossero gli italiani gli untori, che il problema fosse solo italiano. Adesso invece la cosa è cambiata. Ecco, se c'è una cosa positiva nella sfortuna è che noi nella promozione non dovremo più andare a recuperare la reputazione Italia o la reputazione Veneto. Perché mentre questa è stata messa in discussione nel primo periodo, proprio perché noi sembravamo gli untori dell'Europa, in realtà adesso che il casino è venuto fuori in tutte le sue dimensioni, e quindi non solo europeo ma anche internazionale, tutti stanno copiando il modello italiano dal punto di vista sanitario. Guardi, io ho degli amici in Austria, in Germania, alcuni anche in America, che mi hanno telefonato subito, perché alcuni di questi uno è anche un albergatore nostro che però vive in America, e mi dice: guarda che adesso tutti hanno come riferimento come si sta muovendo l'Italia e in particolare il Veneto. In Austria hanno copiato il modello, hanno cominciato a dire politicamente, cioè la gente dice ai loro politici: guardate cosa sta facendo l'Italia, guardate cosa sta facendo il Veneto in particolare, che loro ci conoscono bene. Ecco, questa è una cosa positiva, nel senso che allora noi non dovremo più andare a fare una promozione per ricostruire l'immagine del Veneto, ma semplicemente di dire: signori, l'emergenza in Veneto è finita, abbiamo una sanità che funziona, e anzi con questo stress test è stata anche messa a dura prova ed è stata potenziata, perché una cosa che dico positiva a tutti i nostri ascoltatori è che ringraziamo tutti gli imprenditori ma anche tutte le persone normali che stanno versando un sacco di soldi nel conto corrente della regione, e stiamo comprando un sacco di macchinari, non solo mascherine ma anche respiratori, letti di terapia intensiva, sono stati riaperti ospedali ad hoc e attrezzati. Quindi guardate, nella sfortuna c'è un potenziamento della sanità veneta importante, che è una carta secondo me da giocare anche dal punto di vista turistico. Quindi non è più un problema di reputazione, è un problema invece di andare a capire come cambierà il turismo in futuro, perché guardate che da questa cosa qua, lo dicevo prima, cambieranno molti modelli, cambierà molto modo di fare turismo, quindi noi dobbiamo intercettarlo, capirlo, studiarlo in questi mesi per poi fare una promozione adeguata, io penso attorno a ottobre, perché noi puntiamo in questa estate molto sul turismo domestico. Tant'è vero che abbiamo fatto la proposta a livello nazionale anche al governo, allo Stato, di fare la defiscalizzazione delle vacanze dei cittadini italiani, perché in questa estate noi puntiamo molto a dire ai nostri concittadini: non solo diamoci una mano, restiamo a casa, spendiamo i nostri soldi a Jesolo, a Bibione, piuttosto che sul lago di Garda, sulle nostre montagne o insomma in tutti i luoghi del Veneto, ma avrete anche un incentivo fiscale. Ecco, noi speriamo che venga accolto nel DPCM di aprile questa richiesta della Regione Veneto, perché potremmo puntare subito da quest'estate con il mercato interno domestico, per poi a ottobre ripuntare, sperando che sia passata l'onda in Europa a ottobre, nel turismo internazionale. Certo, anche perché, Assessore, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, i turisti magari latitano in questo momento, ma le bellezze soprattutto naturalistiche del Veneto insomma restano sempre, dalla laguna alle Dolomiti, l'altopiano, la Marcesina non ce la tocca nessuno, quindi abbiamo la fortuna che una volta che si riaprirà ai flussi turistici troveranno
una parte importante ancora attiva. C'è da capire se il nostro tessuto, possiamo dire turistico, il comparto, sarà pronto a riprogrammarsi, ad affrontare la sfida che arriverà, quella vera, alla fine dell'emergenza. Voi come pensate di aiutare i nostri albergatori, chi fa turismo ad essere pronto al domani? Ma guardi, innanzitutto noi abbiamo chiesto subito al governo nel prossimo decreto di aprile che ci hanno promesso faranno, perché io non voglio fare becera politica in questo momento perché diciamo tutti che dobbiamo essere uniti, però mi consenta anche di dire delle cose che, come le dico qua, cioè in televisione, le dico agli organi competenti, quindi al mio ministro di riferimento e al governo. È ovvio che noi non possiamo pensare di ripartire con una manovra da 25 miliardi e nemmeno da 50, quando abbiamo gli altri stati, Germania in testa o Francia, che spendono 200 miliardi a testa. Quindi, prima cosa, serve un'iniezione forte di denaro anche per le imprese turistiche. Abbiamo chiesto che nel DPCM di aprile venga inserito intanto un testo unico del turismo, perché nell'ultimo qua di marzo non si parlava di turismo, si parlavano di tante altre cose ma non si parlava di turismo. E se è vero che il turismo è in Veneto la prima industria, ma lo è anche a livello italiano, perché attorno al turismo, l'ho detto prima, gira artigianato, commercio, agricoltura, gira tutto, devono capire che vanno messi i soldini. Abbiamo chiesto di fare la cancellazione dell'IMU per il 2020 per tutti gli immobili, diciamo, turistico-ricettivi, quindi cancellazione totale per il 2020, pagamento in misura ridotta del 30% per il 21 e del 60% nel 22. Queste sono richieste che noi abbiamo fatto concordate con tutte le regioni, diciamo, in conferenza delle regioni, nella commissione turismo. Ci siamo messi d'accordo. Ovviamente il Veneto aveva chiesto molto di più, poi sa, come sempre nella trattativa si sono tirate fuori diciamo un decalogo di iniziative, e mi permetta di dirgliele proprio velocemente, non per rubarle tempo ma perché penso sia importante. I nostri telespettatori sicuramente le vogliono sentire, anche perché non stiamo facendo chiacchiere, stiamo facendo proprio informazione, quindi sapere quello che la Regione mette sul piatto per il futuro di un comparto fondamentale è importantissimo anche per chi è a casa e ci sta ascoltando. Ecco, allora dicevo, questa dell'IMU, la cancellazione, che attenzione va anche per chi non è proprietario dell'immobile, ma se io ho preso in affitto un albergo per esempio o una struttura ricettiva di altro genere, anche ex alberghiera, e pago un affitto, io cancello l'IMU al proprietario. Il proprietario però ha l'obbligo di riversare questo risparmio, diciamo, anche nei confronti dell'affittuario, no? E quindi io albergatore che magari ho l'albergo in affitto andrò a pagare meno affitto, noi obbligheremo a rivedere questi contratti di locazione. Poi un supporto importante di liquidità alle imprese. Con quale sistema? Col sistema della garanzia e della controgaranzia, cioè dare soldi, un sistema di garanzia alle banche perché prestino i soldi in maniera adeguata, perché in questo momento ci sono persone che hanno non solo difficoltà a investire, ma anche nel circolante, cioè nella liquidità corrente. Con queste misure noi chiederemo, e il Veneto fa la propria parte, mette a disposizione, ha fatto un accordo col MISE, quindi col Ministero dell'Economia, dove il Ministero mette una parte di risorse le mette il Veneto, e iniettiamo questa liquidità che vale per tutte le imprese ma anche per le imprese turistiche. Poi abbiamo chiesto la sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali, perché vede, anche qui molti albergatori mi dicono: a me non basta la cassa integrazione in deroga, perché la cassa integrazione fa sì che io metta in cassa integrazione una parte del mio personale, però certo personale io lo devo tenere in albergo, che io abbia 100 persone o ne abbia 10, io la reception lo devo avere, il cuoco lo devo avere, insomma il maître lo devo avere, un minimo di spese fisse, che abbia tanta gente o ne abbia poco, e se voglio aprire quest'estate io la devo avere. Allora cosa ci chiedono? Ci chiedono che la parte della contribuzione previdenziale non venga pagata in sostanza da parte del datore di lavoro, ma che intervenga lo Stato, in maniera che io di fatto avrei un dimezzamento del costo del personale.
Secondo me questa nel breve periodo è ovvio che non può sussistere per sempre, perché certo. altrimenti andrebbero in difficoltà le casse dello Stato, ma in questo periodo di emergenza secondo me è una proposta fondamentale, così come lo è il tema per il mare, ma mi hanno chiesto di allargarlo anche al Garda e al termale, la sospensione dei canoni demaniali marittimi. Cioè adesso come adesso noi abbiamo le spiagge in concessione che sono di proprietà dello Stato, ma qui i concessionari pagano un affitto. Se lei ricorda, poco prima del coronavirus noi avevamo avuto il problema anche legato alle inondazioni, di fatto a quella sorta di maremoto, insomma, che ha messo in difficoltà Venezia, ma tutta la costa veneta. Già all'epoca noi avevamo chiesto, scusate, dobbiamo fare degli investimenti, li fanno i concessionari, ci fate anche pagare i canoni demaniali, almeno toglieteci il canone demaniale quest'anno. Ecco, come me l'ha chiesto il mare, me l'ha chiesto il lago di Garda, che ha lo stesso identico problema, e anche il termale, perché loro pagano i canoni di concessione dell'acqua. Ecco, queste sono alcune, non le ho dette tutte, ma alcune delle misure che abbiamo richiesto, tra cui quelle della promozione. Queste sono per aiutare le imprese, subito, nell'immediato, che hanno problemi di investimento e di liquidità. E poi abbiamo chiesto all'Enit, allo Stato, che dia soldi all'Enit per fare una campagna promozionale di quelle massicce assieme alla Regione Veneto per il futuro, perché dobbiamo far rientrare i turisti in Italia e in Veneto. Certamente. Lei, Assessore, ha citato una lista di disastri che sono arrivati in Veneto negli ultimi anni, solo da Vaia in poi, dobbiamo ricordare appunto Vaia, poi l'Acquagranda, poi questa. Diciamo che i veneti non si fermano mai e non si abbattono mai, però insomma questa è una botta notevole sul morale, sull'economia, su tutto quello che stiamo vivendo. Le chiedo, Assessore, un appello ai veneti, ai cittadini, quando tutto questo finirà, cosa possiamo fare per, io non dico ripartire, perché non ci siamo mai fermati, stiamo solo rallentando questo motore con i giri al minimo, ma non si ferma mai il Veneto. Cosa possiamo fare per riprendere subito il passo? Ma guardi, io da questo punto di vista, come diceva lei, ho grande fiducia nei veneti, perché per carattere è gente che non si ferma mai. Io ho visto gente che ha addirittura riconvertito la produzione industriale, no? Per la necessità, chi si è messo per esempio a fare mascherine, prima faceva tutt'altro, quindi abbiamo fortunatamente gli imprenditori che da questo punto di vista qua sono grandissimi. L'importante è non perdere fiducia, non prendere paura, non avere contrazione anche dei consumi, perché capisco che in questo momento ovviamente siamo tutti costretti a stare a casa e di conseguenza se stai a casa più di fare la spesa al supermercato non fai, no? Però appena finita questa emergenza, pur con attenzione, perché dovremmo capire che guardate che queste storie di questi virus, non è che finito questo non avremo più questo problema, perché abbiamo visto che nella storia Ebola, SARS, quant'altro, ciclicamente vengono fuori, quindi un po' di attenzione per il futuro dovremmo averla, ma basta avere un po' di grano salis, di capire che dobbiamo comportarci in maniera un po' diversa, ma dovremo tornare a vivere, a spendere, a far girare la nostra economia, e quindi io invito tutti intanto da quest'estate, come dicevo, chi può, perché mi rendo conto che magari c'è anche chi non può, ma chi può fare le vacanze nel nostro territorio. Abbiamo anche l'occasione di scoprire un Veneto che ha tutto, non ci manca niente fortunatamente, e guardate, io lo dico da assessore, perché da quando sono stato nominato assessore ho scoperto nel mio Veneto delle cose che non sapevo nemmeno esistessero. Mi vergogno un po' a dirlo, ma è la verità. E da trevigiano ho avuto la fortuna di girare un po' tutto, il Veronese, il Delta, le nostre montagne, e ho scoperto dei posti, delle chicche dal punto di vista naturalistico, culturale, che sono eccezionali. Allora, è vero che è bello girare il mondo perché ci si arricchisce culturalmente, però questa può essere una grande scommessa per insegnare anche ai nostri figli prima il nostro territorio, capire tutto ciò che c'è, anche perché guardate che non c'è miglior ambasciatore di chi vive nel proprio territorio. Quindi se noi approfittiamo per conoscere il nostro territorio, quando domani ripartirà il turismo internazionale saremo pronti a fare anche da ambasciatori per il nostro territorio. Bene, allora Assessore, noi la ringraziamo per questa lunga
chiacchierata piena di notizie davvero interessanti. Prima di lasciarla però le facciamo una domanda un po' a trabocchetto. Come sta trascorrendo lei questi giorni di isolamento? Ma guardi, devo dirle che nella le faccio aperta a tutti, ma insomma una confessione un po' personale ma anche pubblica ormai. Devo dire che nella sfortuna a me è andata anche bene, perché sono diventato papà da 2 mesi e quindi se non altro sono a casa e ho la possibilità di vedere la mia bimba tutti i giorni, e il momento dell'imprinting voi sapete che è il momento più importante. Però è anche vero che qualcuno può pensare che a stare a casa si lavori meno, in realtà sto lavorando più di prima, perché sono al telefono costantemente, messaggi in continuazione, mail. Ovviamente lavoriamo molto con questi metodi di qui, anzi, come capirà anche nel suo mondo, questa probabilmente sarà una grande trasformazione, perché oggi siamo costretti tutti a fare smart working e quindi c'è questa accelerazione anche dell'utilizzo di questi mezzi che molto probabilmente lasceranno una memoria anche per il futuro, no? E quindi ecco, ci stiamo muovendo tutti in maniera diversa e sto vedendo che si lavora quanto prima o anche più di prima stando a casa, e questa cosa qua prima mi pareva impossibile, perché io ero uno di quelli che alle 6 del mattino mi svegliavo, alle 7 uscivo di casa e fino a mezzanotte praticamente non tornavo a casa, e ero abituato ad una vita di questo tipo qua e mi ha sconvolto di fatto la vita. Bene, bene Assessore, allora intanto grazie anche per questa confessione, insomma urbi e torbi, ma ci fa piacere che lei abbia del tempo da trascorrere con la sua famiglia. Naturalmente abbiamo visto che le cose che stanno facendo tutti gli assessori regionali sono importantissime, abbiamo sentito la lista di proposte che la Regione mette sul piatto. Ringraziamo l'assessore Federico Caner per essere stato con noi, lo disturberemo visto che abbiamo capito che ha un po' di tempo da dedicarci anche nei prossimi giorni, parleremo ancora di turismo di Veneto. Grazie Assessore, grazie del tempo e grazie della disponibilità, buon lavoro. Grazie a lei e a tutti i telespettatori, buon lavoro anche a voi e grazie per l'informazione. Ringraziamo l'assessore Caner. Torniamo in studio, avete sentito, abbiamo parlato prima di economia con l'assessore Marcato, abbiamo sentito di cosa ha bisogno il Veneto per riprendere slancio dal punto di vista delle imprese, quello che insomma i 25 miliardi di cui si parlava, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Caner, sono veramente, veramente pochi, naturalmente c'è da vedere tutto in prospettiva. Abbiamo sentito anche l'assessore al turismo che ci ha detto che partendo dalla base di un territorio ineguagliabile a livello mondiale, forse sicuramente nazionale, per le bellezze che abbiamo qui in Veneto e il tessuto soprattutto turistico che è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, saremo pronti a ripartire di slancio dopo che tutto questo sarà finito. Prima di andare a chiudere vi ricordiamo che alle 17 sarà in onda un'ora intera di esercizi che potete fare comodamente dal vostro salotto. Non serve uscire di casa, non serve andare in palestra, anche perché non si può. Potete fare Tai Chi, Zumba e ginnastica dolce rimanendo a casa vostra dalle 17 in poi. Alle 18 andrà in onda dalla Basilica del Santo la Santa Messa. Abbiamo l'onore e il privilegio di poter trasmettere qui su Rete Veneta in diretta ogni giorno la Messa del Santo, una delle chiese più amate dell'intera cristianità. Poi alla fine della Messa del Santo torniamo con la nostra informazione, stiamo insieme fino a questa sera. Potete continuare a scriverci, il numero lo vedete in sovraimpressione, seguiteci sui social, Facebook e Telegram, saremo sempre con voi per raccontare quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Buon pomeriggio.